Morto anche il secondo alpinista vicentino travolto dalla valanga in Norvegia. Isola Vicentina piange la scomparsa del 25enne Pietro De Bernardini, era il più giovane della comitiva. In paese il dolore di chi conosceva Pietro, siamo sconvolti, ci mancherà la sua esuberanza, la speranza che riuscisse a sopravvivere infranta in queste ore. In tribunale è confermato che la 31enne Giulia Rigon fu uccisa dalle percosse del compagno nel dicembre del 2021 in un camper a Bassano, esclusa la presenza di terze persone. Parla il blogger indagato dalla Digos dopo i video nei quali invita gli attivisti di ultima generazione a imbrattare i simboli di Venezia contro la commercializzazione della città. I lupi spaventano la montagna veneta, l'altopiano denuncia continue predazioni, ora però qualcosa potrebbe cambiare in Europa e anche a livello regionale. 79 anni fa il bombardamento su Treviso con 1600 vittime, 123 di questi erano bambini. In città la toccante commemorazione con rintocchi all'ora della strage. Appuntamento importante nel giorno di Pasqua sulla nostra emittente, domenica 9, infatti Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 10 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica di San Marco. TG Veneto, ben ritrovati, buonasera a tutti voi. Si aggrava il numero delle vittime della tragedia in Norvegia, la valanga che ha travolto un sci alpinista. C'è una seconda vittima. Isola Vicentina piange la scomparsa del 25enne Pietro De Bernardini, era il più giovane della comitiva di Vicentini. Era il più giovane dei 5 escursionisti vicentini travolti dalla valanga sulle nevi della Norvegia. Non ce l'ha fatta Pietro De Bernardini, 25 anni, di Isola Vicentina, che era ricoverato in terapia intensiva dal giorno dell'incidente all'ospedale di Tromsø. È la seconda vittima dopo Matteo Cazzola. A darne notizia il sindaco Francesco Gonzo, che si è sempre tenuto in contatto con la famiglia del ragazzo, che lo aveva raggiunto nel paese scandinavo per potergli stare vicino. Nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico e trapelava un cauto ottimismo circa le sue condizioni. Il primo messaggio ricevuto stamattina è stato quello del papà, che mi annunciava appunto la scomparsa di partita del figlio, di Pietro, e messaggi del genere non si vorrebbero ricevere, anche perché avevamo sperato tutti, anche perché Pietro stava rispondendo bene alle cure, ma un collasso ha fatto crollare ogni speranza e Pietro se n'è andato. Si spegne la speranza di una comunità intera che ha pregato fino all'ultimo per poter riabbracciare Pietro e che rivive a distanza di pochi mesi il dramma. In luglio era stata toccata da un lutto analogo Filippo Bari, vittima della valanga in Marmolada. Giorni di apprensione tristemente culminati oggi con un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia affidato ai social dal primo cittadino. Per quanto riguarda il lutto cittadino è una questione che con la Giunta abbiamo valutato certamente, ma dovrà essere posta al vaglio delle famiglie come idea. Sentiremo anche il loro parere naturalmente. Ora, dopo le formalità di rito, inizieranno le procedure per il rientro della salma in Italia, rientro atteso anche per la salma di Matteo Cazzola, l'ingegnere 36enne che viveva a Vicenza, mentre è rientrato ed è stato trasferito al San Bortolo Andrea Basso, la guida alpina rimasta ferita. Isola Vicentina dunque sotto shock, gli amici straziati lo ricordano come solare e giramondo, ogni anno partecipava al Palio delle Contrade. La sua mancanza è stata proprio un fulmine a ciel sereno in questa giornata e ci mancherà tantissimo. Il ricordo degli amici straziati dalla notizia della scomparsa di Pietro De Bernardini, il 25enne di Isola Vicentina travolto dalla valanga in Norvegia, insieme agli altri escursionisti vicentini. Lui è la seconda vittima dell'incidente. Mancherà la sua esuberanza, lui che viene definito solare e giramondo. Studiava e lavorava in Olanda, dove stava per prendere una seconda laurea dopo essersi laureato in ingegneria a Milano. Era in Norvegia in vacanza, qui ad Isola tutti lo ricordano per le prodezze al Palio delle Contrade di luglio, abile nei giochi di velocità. Nel 2018 la Contrada Santa Maria aveva vinto grazie alle sue abilità. Pietro era un ragazzo solare, esuberante, e aveva sempre voglia di fare festa, al Palio si divertiva come un matto ed era... ci mancherà sicuramente a questo Palio. Ecco. Per Santa Maria è stato fondamentale
Nel 2018 Santa Maria ha vinto il Palio grazie anche a lui, che era molto furbo e agile. E proprio per il Palio si pensa ad un premio ad hoc da dedicare alla sua memoria. Avevamo già pensato a qualcosa, una targa, ad esempio il più giovane, oppure a un ragazzo che si distingue appunto per le sue abilità magari durante il Palio. Bassano del Grappa, femminicidio di Giulia Rigone. In tribunale è confermato che la donna fu uccisa dalle percosse del compagno. Giulia Rigone è stata uccisa massacrata di botte dal compagno Enrique Cappellari. Nell'ultima udienza davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza è stato confermato quanto appurato sin da subito dal medico legale Giovanni Cecchetto, che eseguì l'autopsia sul corpo della 31enne asiaghese, ammazzata barbaramente quella terribile notte tra il 18 e il 19 dicembre 2021 nel camper che condivideva con il fidanzato parcheggiato in una laterale di via Capitelvecchio a Bassano. Calci, pugni così violenti che le hanno sfondato il torace. La famiglia della giovane ennesima vittima di femminicidio, difesa dall'avvocato Antonio Marchesini, e i genitori del 33enne accusato dell'omicidio della donna saranno ascoltati nella prossima udienza del 19 aprile. Intanto a oggi è stato escluso qualsiasi coinvolgimento di terze persone, ci fa sapere il legale dei Rigon, mentre Enrique Cappellari continua a sostenere la tesi dell'incidente. Ha ingerito cocaina a soli 4 anni. Andiamo nel Vicentino. 2 genitori, una mamma e un papà, sono indagati. Una coppia di genitori che risiede in provincia di Vicenza è indagata per aver abbandonato in casa i figli di 4 e 7 anni, uno dei quali ha ingerito della cocaina. Il bambino era stato ricoverato in stato di coscienza alterata all'ospedale di Vicenza, dove è rimasto per 9 giorni prima di essere dimesso. La droga era stata lasciata, stando alle ricostruzioni, a portata di mano dei piccoli. I 2 genitori, lui cittadino di origini straniere di 31 anni e lei italiana trentenne, sono indagati con l'accusa di abbandono di minori con l'aggravante delle lesioni. Sul fatto indagano i carabinieri di Vicenza. All'indomani dell'identificazione dei 5 autori dei tuffi e delle acrobazie a Venezia, ricorderete, si accendono nuove polemiche per la provocazione lanciata dal blogger Federico Blumer di imbrattare la città. È un messaggio per gli attivisti di ultima generazione. Va bene Roma, va bene Firenze, va bene tutte le capitali delle città d'arte, ma Venezia, non vale niente questa città. Venite a imbrattare la Basilica, venite a imbrattare il Palazzo Ducale. Se volete lanciare un messaggio, lanciatelo anche da qua. Mentre il sindaco gioisce per l'identificazione con conseguente sanzione dei 5 responsabili di tuffi e acrobazie a Venezia, il blogger originario di Varese ma veneziano d'adozione lancia una forte provocazione sui social e lo fa, dice, proprio per amore della città che si sta riducendo a essere solamente attrattiva turistica. Era una provocazione per far riflettere su cosa vuol dire, più che altro sull'andamento della città, che a forza di tenere questi monumenti perfetti che non si devono rovinare, la città comunque muore, cioè il monumento deve essere vivo, la città deve essere viva, se non la tieni viva cioè ci fai un parco turistico, no? Per me la città è un animale vivo e se non ci sono i cittadini, da un certo punto di vista, che senso ha avere Piazza San Marco? E ricordiamolo che però imbrattare, cioè non è andare con gli uniposca, si usano delle vernici che sono lavabili ed è molto più lavabile quello del fatto che la città si sta svuotando. Abbiamo fatto meno 50.000 abitanti quest'estate, mi pare, e la notizia è passata totalmente nel silenzio. Quindi è più importante dover pulire una colonna del Palazzo Ducale o ragionare sul fatto che Venezia ha sempre meno abitanti. Quindi se volete colpire duro un posto dove vergogna, non si rovinano le cose, questa è Venezia. Venite e lanciate vernice qua a Venezia, perché qui farà sicuramente ancora più rumore che dei posti che avete scelto nel passato. E questa provocazione è finita dritta dritta nelle mani della Digos, motivo per cui Federico è indagato, ma la cosa non sembra preoccuparlo, anzi. Bene. bene. E sui tuffatori dice: fan bene, perché è l'uso che la città si merita per come si racconta. Se tu la racconti come un posto dove vieni, vedi, spendi, mangi e vai, tanto vale che poi tu la usi come ritieni giusto.
Parliamo di lupi, stanno spaventando scusate, la montagna veneta. L'altopiano denuncia continue predazioni. Ora qualcosa potrebbe cambiare anche a livello regionale. Le ultime statistiche ci dicono che abbiamo più di 180 lupi nella nostra regione distribuiti nelle province montane e pedemontane. Sono questi i numeri riguardanti la popolazione dei lupi in Veneto, con 2 o 3 branchi attivi anche nell'altopiano dei 7 comuni. Allevatori e residenti sono furibondi per le continue predazioni di bestiame e animali domestici e i sindaci chiedono un cambiamento nella gestione del problema. Abbiamo le mani legate fintanto che non verrà approvato il nuovo piano di gestione nazionale del lupo che permetta di avere delle misure più incisive e più efficaci per esempio catturare, spostare, allontanare e arrivare anche nei casi più gravi anche all'abbattimento. In realtà qualcosa sta cambiando. È una situazione preoccupante. Innanzitutto occorre essere chiari, lo stato di conservazione della specie lupo non è più da considerarsi critico, quindi non parliamo più di una specie in via di estinzione, ma di una specie che per contro è in forte espansione. Questo cambiamento è confermato anche dall'Unione Europea. La gente comincia a capire che quello che stiamo facendo oggi non funziona e ultimamente, proprio dopo un intervento mio, anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha ribadito che serve più flessibilità nella gestione. In parole povere, il cambio di strategia comprende il contenimento della specie e quindi l'abbattimento di capi. C'è da dire però che l'Europa non fa piani di gestione che spettano invece ai governi. L'Italia deve fare un piano o solo per la popolazione alpina, che io riterrei anche una cosa interessante, o se no per tutta l'Italia, e poi farlo approvare dall'Unione Europea. Ho parlato con il ministro Lollobrigida proprio questa settimana su questo lavoro che c'è da fare, secondo me c'è da fare il più presto possibile. Treviso, 79 anni fa il bombardamento, 1600 le vittime e oggi una toccante cerimonia di commemorazione proprio in Piazza dei Signori. C'erano soprattutto loro alla cerimonia di questa mattina in Piazza dei Signori a Treviso. Sono gli ultimi sopravvissuti al bombardamento del 7 aprile. Bambini di ieri, oggi tutti over 90, ma con ancora il ricordo vivo e impresso nella memoria di quel venerdì santo di morte e devastazione. 15 anni e ero qua sotto, qua. Lavoravo in via Risorgimento. Come su una piccola fonderia. Il rifugio antiaereo dov'era allora? No, i rifugi era Drio e il SIL che sono andati da fuori insieme con altri che ero qua perché sono a casa dopo una settimana dopo il bombardamento e a portare fuori i morti da Drio, l'ospedale, il vecchio qua. A mia famiglia, mi abitavo a Santa Maria Erore, a mia famiglia credeva che fosse morto. La mia casa è stata bombardata, mio papà aveva costruito un rifugio da vicino. Quando è venuta la bomba la mia casa si è aperta così, ma proprio un fumo nero e davanti al giardino, all'uscita della casa, c'era questo buco e mio papà urlava: Tosatti, tieni su coi spa e i travi del rifugio che sei putei. Eravamo 6 bambini piccoli e 70 persone dentro il rifugio e tutta sta gente silenziosissima è scesa sul buco davanti alla mia casa e ci siamo avviati verso San Lazzaro perché era in quella zona là. A San Lazzaro c'era la nonna che ci ha ridato i vestitini perché io, quando sono estratta dal rifugio, ero come quella bambina che ha fotografato Capa. Non avevo più niente, solo le mutandine. Mi ricordo come durante tutto questo cosa che c'era, si arriva dentro di corsa il cappellano del Duomo e ne ha dato la soluzione in articolo mortis. Ormai tutti eravamo già pronti e aspettare la morte. Andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi di nuovo qui in diretta con il TG del Veneto.
Ben ritrovati TG del Veneto, sono le terre alte della Marca trevigiana ad aggiudicarsi il titolo di Città Veneta della Cultura 2023. Il titolo va quest'anno ad una cordata di vari comuni con capofila Pieve di Soligo, che ha presentato un programma di 60 eventi diffusi sul territorio imperniati su musica e paesaggio. Al centro della proposta di programma culturale vincitrice ci sono i temi musica per il paesaggio e musica nel paesaggio, una serie di eventi musicali che hanno come scenari spazi inconsueti, dai laghi alle vigne al belvedere fino alle manifatture. Sì, è stata un'idea che ci è venuta mettendo insieme una serie di eventi, tra cui il centenario della Totti del Monte e una lunga tradizione di concerti che nel nostro territorio ormai si ripete da tempo. Un territorio fatto di bellezza sia di paesaggio, fatto di bellezza enogastronomica, ma soprattutto anche di tanta cultura. Quindi l'idea che è nata con la collaborazione delle varie associazioni e soprattutto dei 29 comuni è quello di aver costruito un programma unico con degli eventi che poi saranno irripetibili, perché saranno la particolarità di questo bando di quest'anno, rivolgendo il pensiero appunto alla musica nel paesaggio e il paesaggio nella musica. Appuntamento importante nel giorno di Pasqua sulla nostra emittente. Domenica Antena 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa dalla Basilica di San Marco a partire dalle ore 10, messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, appunto dalla Basilica di San Marco. Non perdete questo appuntamento importante per essere accanto a voi anche nel giorno di Pasqua con la nostra emittente. Ed è tutto per questa edizione dei nostri notiziari. TG Veneto termina qui, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e sul nostro territorio il tempo torna via via ad una maggiore stabilità. Il dettaglio di sabato 8 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con spazi di sereno alternati ad addensamenti per lo più modesti. Possibile qualche locale precipitazione da metà giornata, più che altro non si esclude sull'entroterra. Temperature in aumento, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra i 14 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui in prevalenza soleggiato, con cielo nuvoloso e con possibilità di locali precipitazioni sulla zona montana. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, ma con prevalenza di tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.